prendendo in prestito un concetto da un amico, questa sera vorrei dire che dobbiamo, vale sia per l'installatore che per l'utente finale, dobbiamo iniziare ad acquistare quello che vogliamo acquistare e non quello che ci vogliono vendere, che ahimè sembra che stia diventando sempre più di moda, ovvero il bravo venditore ci vende quello che vuole vendere lui, non quello che vogliamo acquistare noi, facendo leva spesso sull'ignoranza, ignoranza nel senso buono, quello appunto di ignorare una cosa. Continuo ad ammettere partecipanti, scusate. Quindi buonasera ai nuovi arrivati, buonasera Simone. Ecco, diciamo che io mi ero segnato diversi spunti per la discussione di questa sera. In realtà poi, come ho detto anche prima, sono arrivati spunti anche più interessanti di quelli che mi ero segnato io. Quindi se siamo d'accordo, inizierei con il leggere gli spunti che sono arrivati attraverso il modulo che avete compilato. Quindi, come direbbe uno chef abbastanza famoso, avete fatto tutto voi. E comincio a leggere, anche se non riusciremo ad affrontarli tutti, e alcuni perché sarebbero troppo complicati da affrontare in un'oretta, e altri perché magari me li spiegate meglio. Alcuni non sono riuscito a comprendere che cosa intendeste dire. Quindi nel primo commento, li leggo nell'ordine in cui li vedo a video, qualcuno chiede info sul montaggio degli impianti anti-intrusione e di videosorveglianza. Ecco, è piuttosto così, è piuttosto vaga la domanda, e credo che meriterebbe un corso più che un webinar. Anti-jammer. Parlare di anti-jammer, addirittura due domande con lo stesso argomento. Di jammer, anti-jammer abbiamo parlato in un webinar dedicato, nel quale abbiamo parlato solo di quello, e non credo sia il caso di ripetere la questione. Diciamo però che esistono dei sistemi anti-jammer che non sono solo il sistema che rileva il disturbo, ma dei dispositivi che riescono a comunicare nonostante il jammer. Quello, secondo me, è il vero anti-jammer, perché il fatto di rilevare il disturbo, il fatto che la centrale si sconnetta dal cloud perché è stato messo questo disturbatore, acceso questo disturbatore, secondo me non è sufficiente. Ma per poter dire che il sistema è anti-jammer dobbiamo avere un sistema che continua a comunicare nonostante il jammer. Ci sono dei sistemi che lo fanno, ci sono dei sistemi che spero in futuro vengano implementati di default dalle nostre apparecchiature. Qualcuno lo fa già. Diversamente, io ho mostrato anche l'altra volta, posso mostrarvelo, questo è un anti-jammer, ovvero un dispositivo che continua a comunicare in vari modi
anche in presenza di un disturbatore. Ora, questo è un sistema diciamo di test. Normalmente non ci sono questi interruttori che servono a noi semplicemente per provarlo. Normalmente esce con un cavetto che va cablato alla centrale, dotato di una batteria, quindi autoalimentato a lunga durata. Ciò vuol dire che può essere utilizzato anche in altri modi, ad esempio lo metto in un mezzo a campagna, per dire, dove non ho nemmeno la corrente elettrica, e lui funziona.